Buonasera a tutti, visti voi, novella di oggi, die primo di agosto 2026. Ben tornato a visti TV. Andiamo a vedere come si presenta togliere die i sei da nostra, in vizi, eccola qua, si presenta De Goi, che è completamente spalazzato, non si vede nulla, bambina su un'allerta meteo diffusa dai su comune, o su calore, o su temperatura alta, no che come non la Juco già delibera, però insomma è stata pubblicata sulla pagina del suo comune. Bene, vediamo come si presenta, Sadie, sono prima tutto la die, pezzi verso Salvatero li scambia tra la nughetta ma le fa conto. Grasa, domenica, sole preno fino a Sassone che poi inizia a copulare e verso Salvatore addirittura qualche gotio di abba pure, poi torna a spalazzare ma resta a mezzo coculato per tutta la via. E dimoslo come si presenta questa temperatura, oggi è 36 gradi, la temperatura massima 23 a minima, la domenica 34 gradi la massima e 23 a minima. Cominciamo diretto che so, stoccamento, l'appuntamento, beh intanto diamo una bella nuovo sono, in pares a Maria Luisa Congiu o hanno pubblicato insomma un singolo che era un disco, una canzone fuori intitolato Sono d'Evento, in internet il nostro scollegamento se quello potete ascoltare da YouTube. Complimenti, siete servizi che sono associati, insomma, che hanno inventato e dichiarato e proposto questo gruppo nuovo, appunto, un nuovo sonoro, che fa che è veramente bella scorsa. Poi la bella cosa che fa che la cooperativa Istelai di vizi, identità in movimento, archeologia, benessere e storia nel cuore del parco di Tepilora. Rassegna realizzata con il contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora. Riflessologia plantare, un invito ad ascoltare il proprio corpo, ritrovare l'equilibrio, vivere il benessere della natura. Tutto questo è su 15 di agosto 2026 a partire da 19 cooperativa Stelai. Poi ieri è stata la rassegna di Solvino Vizicheso in bici e io non so come è nato è nata a mandare qualche fotografia, però insomma non è nato arrivato e quindi penso che sia tutto quanto andato bene, comunque che sia stato un risultato metabolico. Intanto posso rammentare Chiesa di Etrese ed è agosto o in questa zona di fronte all'officina del Giacometto e via De Feno, tocca da non vi parcheggiare macchine, scappone la puline il Gervane sul luogo, insomma, puline. Andiamo innanzi, sentiamo sul giornale, turismo, cucurelli l'assessore, sarà un agosto da record. In aumento gli italiani, ma la crescita maggiore sarà a settembre. Una giornata di fuoco, roghi in Gallura, fiamme anche alle porte di Alghero, chiusa la strada dei due mari. Banco di Sardegna, ammentate perché secondo la linea base del direttore Gianfranco Farre della Nazione Vistichesa, il Banco di Sardegna in crescita tutti gli indicatori. Il Banco di Sardegna continua a inanellare risultati positivi, l'ultimo riguarda i primi 6 mesi del 2026. Allarme raccolta della plastica, si rischia il blocco, diversi centri in difficoltà. Caldo, la nuova ondata, temperature vicine ai 40 gradi in diverse località. Detenuto morto a Bancali, ha dato fuoco all'infermeria, i familiari vogliamo la verità. Che bello ritornare a casa, è un giorno sogno di allenare qui. Questa è
Travis Denier, il rapporto con la sua isola per il basket sardo è un mito. Travis Denier in questi giorni in Sardegna racconta la sua vita nell'isola negli anni d'oro della Dinamo, l'arrivo in una realtà del tutto differente dall'NBA e l'incredibile affetto dei tifosi di quella che ora lui considera come casa sua. Complimenti. La Sardegna ha questa attrazione. Giovani in fuga e lavoro mix, giovani in fuga e lavoro mix esplosivo, cioè praticamente Minas ha messo in travaglio lo spizzino Simbergen su Matessi. In 10 anni la Sardegna ha perso 60.000 ragazzi tra 15 e 34 anni. Introvabili alcuni profili. Turismo, edilizia, trasporti, agroalimentare, mancano almeno 74.000 persone. Spagna, l'Italia chiude le frontiere, duello politico Meloni-Sanchez. C'è stata questa questione di questo marocchino che sono entrato in Spagna dopo l'arrivo in massa di migranti a Ceuta. L'Italia ha chiuso le frontiere con la Spagna per un mese dopo l'arrivo di massa di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa, secondo la Spagna 48.300 persone sono rientrate in Marocco, ne restano 1.700. Sul caso infuria la battaglia politica. Il premier spagnolo Sánchez ha risposto pubblicando i dati Frontex, secondo i quali dall'Italia sarebbe passata la maggior parte degli irregolari. La presidente Meloni misura straordinaria per tutelare le sicurezze nazionali. Tutte roba da parentesi, poi spantamisero. Aeroporti, fusione in picchiata, si intende intesa la fusione dell'aeroporto di Cagliari a F2I, c'è l'ostacolo del nuovo piano nazionale. La fusione degli aeroporti sardi, a partire dalla privatizzazione di Cagliari Elmas, rischia di andare a sbattere contro il PNA, il nuovo piano nazionale del governo per gli scali, che avrà validità fino al 2035. L'operazione è sostenuta dalla giunta regionale con 30 milioni, stanziamento nel mirino dei consiglieri di opposizione, ma anche della Corte dei Conti, che dal 2023 vede troppe ombre in una operazione portata avanti senza alcuna gara pubblica. Cioè, è chiaro che si tratta di una costruzione su campo largo, cioè ho saputo supporre che insomma, cioè noi si collide del voto e si appoggia e poi a non pagare, bisogna pagare. Tossilo divide Borore e Macomer, il passaggio al consorzio industriale provinciale nodo ancora irrisolto. Va bene anche per sempre questa questione Tossilo, che è stessa zona industriale, che è sempre in competizione tra Borore e Macomer. Ma a noi non ci interessa Iatino, che l'ha proposta questa pagina. Procusto Einstein Telescope, nuovi fondi regionali per potenziare l'area del Solomo. Il consorzio industriale provinciale di Nuoro ha pubblicato la manifestazione di interesse per la gara di progettazione dell'intervento di urbanizzazione dell'agglomerato industriale del Solomo, tra Lula e Caltellì. Primo passo verso il potenziamento dell'area grazie ad un finanziamento regionale di 8 milioni di euro, anche in vista del progetto dell'Einstein Telescope a Sosenatos. Il Solomo punta a rafforzare la sua appetibilità per una posizione geografica considerata strategica in funzione dell'Einstein Telescope, trovandosi a pochi minuti di auto dal sito candidato. La localizzazione a ridosso della provinciale 25 garantisce un collegamento diretto con la 131 DCN, principale arteria viaria, favorendo l'accessibilità, la logistica, l'integrazione funzionale dell'agglomerato con la bassa baronia e con quello circostante. Rafforzare l'agglomerato industriale del Solomo, spiega la presidente Alessandra Todde, significa creare i presupposti per insediamenti innovativi e tecnologicamente avanzati che potranno supportare
la candidatura della Sardegna ad ospitare l'ET. Bene, ne siamo contenti. Intanto Torpè, sindaco di Torpè, presidente del parco della riserva UNESCO, no, che la scarica sono tante, presidente, direttore, resterà in carica 3 anni il sindaco di Torpè, Gianni Piloso, il nuovo presidente del parco di Tepilora e della riserva di biosfera MAB UNESCO. Lo ha deciso l'assemblea composta dai primi cittadini di Posada, Torpè, Lodè e Biti e dai rappresentanti di Regione, Provincia di Nuoro e Foresta. Piloso, manager del settore turistico, guiderà l'ente per i prossimi 3 anni. Ah, guidate. Sì, questa patente. Redentore prende forma, il comune fissa i rimborsi, gruppi pagati a chilometro, soldi anche ai cavalieri ospiti. E vabbè, i cavalieri costano di più. Adesioni aperte per Amazzoni e Fantini. La partenza del corteo equestre del 23 agosto è prevista in Piazza Italia. Sindaco di Torpè, Gianni Piloso, presidente del parco di Tepilone. E bisogna. Teatro, musica ed enogastronomia, un'estate ricca di eventi a Posada. Turismo sostenibile con Itaca in viaggio da Talana a Villagrande, noi che abbiamo un po' che da largo dai noi però. Vademecum pratico contro le truffe, una lezione speciale dei carabinieri, nuovo incontro in piazza Ausida per imparare a difendersi dai raggiri. Più o meno l'hanno fatto pure in Bizia, una cosa voi l'hanno fatta. Cittadinanza a lezione di prevenzione con l'arma dei carabinieri, grande successo per l'iniziativa pensata per insegnare ai meno giovani elementi base per riconoscere truffatori e malintenzionati. Complimenti a Usilde. E complimenti a noi che abbiamo un direttore del Banco Sardegna che insomma vesti skinne hacker, Banco Sardegna vede positivo, utili in crescita, solidità massima. Semestrale, gli indicatori di bilancio sul patrimonio e gestione, tutti con il segno più. Il presidente Gianfranco Farre, risultati che confermano la fiducia dell'istituto. Gianfranco Farre, fratello di Dino Farre, che va a Domo in Ertilas Ingegneri. Gianfranco, complimenti, nipote del Don Dell'Ou, eccetera, eccetera, fratelli di Eduard, e insomma, tutto. Torde è la più social del campo largo. Presidente della regione guida la classifica su Facebook e TikTok. I governatori delle regioni misurati anche sulla loro esposizione sul web. Naturalmente questo curioso dato non indica di per sé alcun apprezzamento per l'azione di governo, ma contribuisce a creare quella famosa narrazione che prova a fagocitare la normale comunicazione politica. Dai dati emerge che Francesco Rocca, Lazio, è primo tra i governatori che per crescita di follower su Instagram e Facebook, seguito in entrambi i casi da Alberto Stefani, Veneto, per la Campania, Roberto Fico, primo per engagement in rete, insieme ad Antonio De Caro, Puglia, e Alessandra Torre, Sardegna. Sono alcuni dei risultati che emergono dai report di gennaio-luglio 2026. Chi se ne frega. Turismo, l'isola batte ogni record, agosto cresce e settembre vola, l'assessore Cucureddu, questo è il mese degli italiani, poi arrivano gli stranieri. Impennata di prenotazioni online e segnali positivi per una stagione più lunga. Bene, complimenti Cucureddu, un bel lavoro. E andiamo a questa questione che è metta e spinosa, ritiro della plastica, impianti quasi saturi,
si rischia il caos totale, cioè versa il rischio che la plastica non si ritiri. La regione cerca altre aree di stoccaggio. È emergenza per la raccolta differenziata della plastica in Sardegna. Negli ultimi giorni diversi comuni, soprattutto nel sud dell'isola, hanno dovuto rallentare e in alcuni casi sospendere temporaneamente i conferimenti con tutti i disagi che questo comporta. Ma il problema sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Ieri si è sfiorato uno stop ben più esteso. L'impianto di Terrico, punto di riferimento per il nord-ovest della Sardegna, era infatti ormai vicino al blocco per l'impossibilità di ricevere altro materiale. Solo una serie di interventi urgenti dell'assessorato regionale dell'ambiente e della città metropolitana di Sassari ha evitato, almeno per il momento, il caos più totale. Una consulta per la sanità del futuro. I riformatori sardi lanciano l'iniziativa e presentano un manifesto di azioni immediate. E di che si tratta? Un manifesto e una consulta per provare a cambiare la sanità sarda, che ha bisogno di una scossa politica strutturale e di lungo periodo. A lanciare l'allarme sono i riformatori sardi che hanno presentato il documento e il documento è l'organismo alla presenza di medici, operatori e dell'intero gruppo dirigente regionale. La consulta della sanità promossa da noi ma aperta a tutti, che nasce da mesi di confronto, ascolto e lavoro sul territorio. È il naturale sviluppo, una carrozzone, lo sviluppo del percorso avviato con la nostra scuola di formazione politica, ha spiegato Umberto Ticca, coordinatore della scuola di formazione e capogruppo del Consiglio regionale, e vuole diventare un luogo stabile di elaborazione di proposte per il futuro della sanità sarda. Abbiamo scelto di mettere insieme professionisti, operatori ed esperti perché crediamo che la buona politica debba partire dalle competenze. Non ci interessa alimentare lo scontro, ma costruire soluzioni concrete. Vabbè. L'isola delle potenzialità frenate, ecco, questa invece è una cosa, credito costoso, inflazione e difficoltà occupazionali ostacolano la crescita. Lo studio Confartigianato, il PIL sardo superiore alla media nazionale nel 2026, ma restano criticità. Intanto al Molo Brindi Olbia arrivano i primi yacht, questa è stessa politica degli inizi che ha preparato il porto il prima IT porto industriale e l'ha preparata a porto turistico. Primo passo dell'approdo per Maxi Yacht nel cuore di Olbia. Il Molo Brin ospiterà da domenica le prime imbarcazioni. L'annuncio arriva da D Marin, che ha acquisito recentemente la Marina di Olbia e il nuovo approdo in via di realizzazione. La struttura offrirà 20 posti barca per yacht da 40 a 150 metri, con un pescaggio massimo di 6,5 metri e 4 ulteriori posti dedicati a tender di servizio fino a 15 metri. Chi si lo può permettere? Banco di Sardegna in ottima salute, l'abbiamo già citato il giornale, primo semestre del 2026 chiuso con utile di 95 milioni, in crescita del 5,4%. La carica delle aziende sarde che vogliono coltivare il digitale. Il censimento narra in 9 aree strategiche, oltre metà delle imprese punta sulle nuove tecnologie. Questo è Sapol Diretti che lo narra. L'agricoltura sarda è pronta a completare il saldo digitale. Non è più una prospettiva, ma un processo già avviato nelle aziende, dove connettività, monitoraggio da remoto, software gestionali, sistemi satellitari
e strumenti di agricoltura di precisione stanno entrando progressivamente nella quotidianità. Ma la vera fotografia che emerge dal Digital Maturity Assessment del Polo di Innovazione e Agricoltura Digitale di Coldiretti è quella di un settore che guarda già al passo successivo. In 9 aree strategiche, oltre la metà delle imprese manifesta un interesse concreto per tecnologie che ancora non ha adottato. Sono 646 le imprese agricole sarde che hanno risposto al questionario. Quasi i 2/3 dei titolari hanno meno di 40 anni, con un'età media 37,7 e circa il 20% delle imprese è condotto da donne. Bene, siamo contenti. Il futuro degli aeroporti, fusioni non necessarie, servono sistemi integrati. La previsione del piano nazionale per gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Okay. Pare che gli siete un animale, ma poi dopo da fare il già no? E non potete andare diversamente. Dopo la Corte dei Conti, l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione e la privatizzazione degli aeroporti sardi rischia di andare a sbattere contro il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, PNA, il governo ha adottato a maggio, che il governo ha adottato a maggio e diventerà pienamente operativo una volta ottenuta la valutazione ambientale strategica. Posizioni opposte, bisogna andare a pagina 71 per trovare la prima grande discrepanza tra lo scenario sardo e la pianificazione di sistema auspicata dal Ministero dei Trasporti, quel MIT che suggerisce alle regioni di promuovere la costituzione di sistemi aeroportuali mediante l'integrazione e la collaborazione della società di gestione senza necessariamente modificazioni soggettive nella titolarità degli atti concessionari, l'esatto opposto di quanto la Giunta Todde punta a fare attraverso una spesa di 30 milioni di euro per arrivare al 9,25% nella futura holding isolana. Vabbè. Commentiamo già nato. Weekend d'inferno, ritornano ai 40 gradi, nuova ondata di caldo estremo, previsti gravi disagi fino a lunedì. Notiamo la temperatura, i picchi di ieri, questo sono 80-40, molti 39, eccetera, eccetera, 37, 38 e così via. Andiamo dai Nantesi, l'isola senza più giovani, il calo più elevato in Italia, persi 10 anni oltre 60.000 sardi, tra i 15 e i 34 anni. L'allarme delle imprese, mancano 74.000 lavoratori e mancano specialmente camerieri e cuochi, marketing manager, muratori, ingegneri civili, ingegneri meccanici, operatori specializzati, autisti, carpentieri e magazzinieri, tecnici di laboratorio. L'annuncio di Trump, Hamas depone le armi. Se l'ha annunciato Trump è sicuramente una cosa che non succede. Il presidente USA parla di un passo storico, ma l'intesa tra Israele e Palestina è lontana. L'accordo proposto dal Board of Peers dovrebbe essere firmato al Cairo, ma pare che a Saini non si ne ha nulla. Banco di Sardegna l'abbiamo già visto. L'Italia ha paura di Ceuta e sospende Schengen. L'Unione Europea convoca un vertice, il francese Macron esprime solidarietà al governo di Madrid. Questo ha sospeso Schengen. Da oggi per un mese controlli alle frontiere per gli extracomunitari provenienti dalla Spagna, scontro tra Meloni e Sanchez. In questo hemos terminato, vediamo esa cartina, la cartina del Tigoi, praticamente Ceuta e Stiroca cara a cara a Spagna,
Ceuta è una enclave spagnola in Marocco, no? Bisogna questa cosa. Gli arrivi di migranti sono aumentati dopo la sentenza della Corte Suprema che vieta gli respingimenti immediati a chi arriva a nuoto a Ceuta e Melilla. Ai ai ai. Nell'esodo 57 annegati, fuga all'indietro verso il Marocco. Questa è una nata e poi finché sono tornati. Dei 50.000 migranti arrivati in 2 giorni, 48.300 rimpatriati. Premier contestato. Bene, con questo terminamos el tema de hoy e nos damos l'appuntamento torna a classe. Ponemos a sigla tan cattura. Mentre ridere e diamono a tutto dai, visti TV, adios e mezzo da casa.